grazie a Fondazione Cassa di Risparmio, Croce Verde e Amministrazione Comunale, e oggi poi magari chi è più preparato di me vi spiegherà il progetto che verte nella ulteriore investimento che insieme stiamo facendo sull'area delle ex Canossiane, il famoso parco che in questo momento è gestito grazie a una convenzione ormai pluridecennale con Croce Verde. Questo polmone verde importantissimo, strategico, che ha nella casa delle associazioni veramente una importanza rilevante per la nostra comunità. Infatti tutta la struttura viene adoperata costantemente per assemblee, iniziative sportive, promozioni culturali, non solo culturali ma anche di qualsiasi genere, ed è veramente una delle nostre eccellenze. Si parlava appunto di questo luogo come un punto strategico per Adria, dove è iniziata ancora quando il codice del terzo settore non esisteva una coprogettazione tra un partner pubblico che era il comune e un partner privato che in quell'occasione era la Croce Verde. In quell'occasione si decise, attraverso poi il finanziamento anche in quell'occasione della Cariparo, di costruire questa struttura in un'area di proprietà del comune, con strutture che sarebbero diventate di proprietà dell'amministrazione comunale, con la Croce Verde che cofinanziava assieme al finanziamento del Cariparo e rimaneva gestore per un periodo di tempo che era all'epoca di 20 anni, poi furono ampliate le convenzioni di quella struttura. Quella struttura ha sempre funzionato, sia come centro di aggregazione, come diceva il sindaco, per la socialità che per l'associazionismo, così come era previsto, ma ahimè nei momenti difficili del Covid è stato anche un punto strategico proprio per la lotta al Covid, diventando il centro tamponi. Quindi è sempre stata al centro della vita della città, e il fatto che quasi più di 10 anni dopo la fondazione torna ad investire in quell'area, per noi anche, credo che per noi tutti come città di Adria sia il riconoscimento che il lavoro fatto all'epoca è stato un bel lavoro, perché